Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Hitman Absolution. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player che, come potete vedere, il nostro caro agente 47, quest'oggi vestito in tenuta da Mastro Lindo, si ritrova ai piedi di questo bel cornicione, al di sopra di questo bel precipizio, pronti a far fuori la nostra cara e amata Diana. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Allora, abbiamo un po' le nostre silver baler, come potete ben notare. Allora, vediamo un po' di forzare questa bella finestra che abbiamo accanto. Oltrepassa, andiamo amico mio Hitman. Ok, attenzione perché non lo vedo molto sicuro questo cornicione. Andiamo con calma. Sporgenza, aggrappiamoci. Mi prende in giro. Un attimo, non è sicuro. Non è cancro alla prostata. Oddio. Potrei baciarla. Cioè, è una fantastica notizia. Oh, mi ha cambiato la giornata. Sì, grazie, dottore, sì. Wow, credevo di avere i giorni contati. Sì, dottore, devo andare. Il dovere chiama. Amico mio, avevi un'ottima giornata e a quanto pare sei morto lo stesso. Mamma mia. Ok ragazzi, andiamo avanti, arrampichiamoci all'interno di questa bella Ora finestra. ti trovi dentro la villa e il tuo travestimento desterà sospetti nelle guardie in quest'area. Procurati un altro travestimento o cerca di non farti scoprire. Dannazione, dove ho lasciato il mio coltello? Avevamo preso il coltello a quell'uometto all'interno della balaustra in precedenza, ma probabilmente lo dovremmo fare fuori con le nostre belle Silver Baler. Allora, miriamo alla testa, amico mio, fatti un giro nell'oltretomba. Ok, ricarichiamo. Ok, la tazza da caffè può essere abbastanza utile, quindi prendiamola, magari possiamo spaccargliela in testa a qualcuno. Diamo un'occhiata, qui c'è qualcosa. Diamo un occhio, cosa c'è qui dentro? Niente, probabilmente queste saranno le guardie della villa. Arma in vista, spogliamo il nostro caro amico e prendiamoci il suo travestimento. Lasciamo il vestito da John Wayne in terra. Benissimo, caro mio amico agente Il 47. travestimento da guardia della villa ti dà libero accesso a tutte le aree interne. Considera che le altre guardie della villa scopriranno la tua identità se ti avvicini troppo. Quindi mantieniti a distanza. Bene, ovviamente la solita relazione vige anche in queste circostanze, non dobbiamo essere molto ma molto vicini ai nostri nemici e quindi trattarli con prudenza. Ok, andiamo avanti, vediamo se c'è qualcosa di importante qui intorno. Guardate però che bella visuale che abbiamo davanti, guardate che bella questo paesaggio. Questa Diana deve essere piena di soldi per comprarsi una casa in queste circostanze. Apriamo la porta, andiamo. Dove siamo? Infiltrato nella villa, perfetto, deve avere proprio infiltrati agenti in missione. Qual è il prossimo obiettivo? Disattiva il sistema di sicurezza, ovviamente ogni villa ne ha uno, quindi vediamo un po' dov'è. Allora qua abbiamo una sorta di armeria, guardate un po', probabilmente sarà protetta da un sistema d'allarme. Diamo un occhio qui intorno. Attenzione, guardate però che bella villa che si è riuscita a fare, ecco probabilmente questo sarà l'impianto di sicurezza. Ok, travestimento, qui ce n'è un altro, disattiva la sicurezza, così semplice era disattivarla, vediamo un po'. Solo qualche piccolo tic tac su un computer. Ok, perfetto. Credevo qualcosa di più complicato, però a quanto pare no. Abbiamo delle prove qui accanto. Vediamo che cosa c'è. Una videocassetta. Diamo un occhio. Nel corso del gioco troverai diverse prove. Cancellale per incrementare la tua valutazione e ottenere ulteriore istinto. Bene, a quanto pare nel corso della nostra avventura possiamo ritrovare delle Al di là prove. di questa porta verrà attivato il sistema di valutazione che monitorerà il tuo stile di gioco e ti ricompenserà per i tuoi progressi. Bene. Nell'angolo in alto a sinistra troverai ogni informazione. A te Perfetto. decidere come affrontare l'incarico. Eccoci ragazzi all'interno della nostra villa, al piano terra, come potete ben notare dalla nostra icona in alto a sinistra. Abbiamo l'opportunità quindi di destreggiarci nella maniera migliore all'interno di questo nuovo luogo per dare vita alla nostra esperienza, che potrà essere furtiva oppure no, un'esperienza alla Max Payne, gettarci in mezzo al campo di battaglia con le nostre Silver Baler e sparare a tutti, oppure utilizzare una tecnica più intelligente, furtiva, in modo tale da uccidere il nostro bersaglio, magari rapirlo, senza far sapere alle guardie che ci ritroviamo qui. Quindi da qui inizia la nostra avventura. Quella era una sorta di tutorial e quindi i video iniziali erano una sorta di apprendimento delle nozioni base del gioco. Allora, vediamo un po'. Villa piano terra, abbiamo la nostra classifica mondiale di punti necessari per completare la nostra missione. Allora, dinanzi a noi probabilmente ci sono le cucine, c'è un bel cuoco che sta affettando qualcosa, probabilmente preparerà anche una guardia, ragazzi, potete ben notare. Starà preparando la cena per la nostra Diana, vediamo un po'. Andiamo avanti a analizzare il contesto sociale che ritroviamo qui intorno. C'è una bella cassa. Sei stato notato da Attenzione! una guardia della villa. Usa l'istinto per ingannarla e allontanala. Meno male che abbiamo il nostro istinto che può essere Usa utile per l'istinto ingannare. per trovare oggetti utili. Ok, utilizziamo l'istinto per trovare qualche oggetto utile, vediamo un po', saliamo, probabilmente sarà qui dietro.
ci sono solo dei quadri non molto importanti. Vediamo un po'. Oh, attenzione, una bella guardia che si sta fumando forse una bella sigarettina accanto a quel bel microchip di color rosso. Però diamo un'occhiata sotto, c'è qualcuno, potrebbe vederci nel momento in cui lo uccidiamo. Però che cos'è questo? Scambia tazza da caffè con statuetta. Bella, una bella statuetta di circa 3 kg, gliela possiamo spaccare in testa al nostro amico. Attenzione a non farci vedere da quelle guardie là sotto, quindi vediamo un po', forza. Attenzione, bella. Prendiamolo e portiamolo immediatamente via, in qualsiasi posto. Abbiamo perso qualche punto perché non era una vittima necessaria, però a me creava qualche problemino, quindi per evitare di sprecare istinto vediamo di nasconderla in qualche posto. Allora, dove possiamo metterla? Non mi sembra un luogo adatto per metterla. Vediamo qui. Ah, un bel cassettone. Ok, qua può andare bene. Attenzione. Vediamo un po' se il nostro punteggio aumenta nel momento in cui lo posizioniamo. Il corpo è nascosto. Ok, Nel addirittura nascondiglio c'è corpo spazio per nascosto, un altro perfetto. corpo e puoi Non abbiamo ancora perso niente. rifugiarti Vediamo al suo cosa sono. interno. Pastiglie di sonnifero, queste possono tornarci utili. Prendiamo le pastiglie. Chi è che sta bevendo sonniferi, che sta utilizzando sonniferi in questo luogo? Probabilmente a giudicare dalle apparenze, tutti questi vestiti, tutte queste scarpe, la nostra Diana farà uso di sonniferi, quindi vedremo un po' di farglieli bere nella maniera adeguata. Usciamo, vediamo un po'. Allora, la chiave magnetica che ci ha illustrato il nostro obiettivo principale la deve avere il capo della sicurezza, che come potete ben notare è il nostro ragazzone alla tipo Matrix con la giacca nera, potete ben notarlo con gli occhialini neri. La pistola prendiamocela perché la può vedere La tua qualcuno. arma attuale non è silenziata. Ok, Potrebbe mettere in allarme i nemici. Potresti usare le tue pistole silenziate Silver Baller. attenzione che ci stavano vedendo, maledizione ragazzi, qua hanno un occhio d'aquila, meglio nasconderci. Allora, ho letto nella sezione degli obiettivi che la porta magnetica deve essere al secondo piano, quindi o in quell'anta a sinistra dove c'è il quadro bianco, o in quest'altra anta dove c'è quel quadro un po' neoclassicista. Quindi vedremo un po' di ottenere questa chiave dal capo della sicurezza. Ok, lasciamo il nostro luogo, vediamo un po' di andare in cucina e fare due chiacchiere con il cuoco, magari potremmo avere qualche indicazione. Con calma ragazzi, attenzione alle guardie che ci vedono, attenzione. Puoi dirmelo. Terrò la bocca chiusa. Ecco che parlano i due ragazzoni. Questa ricetta è un segreto del mestiere tramandato per Litigano, secoli guardate da un po'. maestro a discepolo. Ascoltate la ricetta Niente ragazzi, segreto magari può essere più ti utile. seguirà nella tomba, mio caro. È il sale? No, no, ma per chi mi hai preso? Il sale? Ma per favore, stammi a sentire. Troppo Sono permaloso il questo migliore cuoco, attenzione chef che ci di vede questa però. sciagura gastronomica che chiamate Stati Uniti. Voi altri mettete il burro fuso sui popcorn. Questa è Spargereste bella. zucchero nell'atmosfera per far diventare l'aria dolce come una barretta di cioccolato. E tu hai la presunzione di mettere il becco nelle mie ricette d'autore. Stai calmo amico Il mio. sale. Ma vergognati, vergognati. Ora via. Non è che levati in si piedi. bisticciano ragazzi. Ok, Attenzione. d'accordo, calmati. Calma. Stavo Oh, ho preso il chiedendo. coltello. Non farti venire un ictus, artista. Ho detto fuori. Vai a sorvegliare la porta o a sparare alle latrine. Questa è scimmione. bella. Proprio l'ha mandata a quel paese. Attenzione, ricordiamoci la porta dove è entrato il nostro ragazzone. Vi ricordo che il cuoco non ci riconoscerà perché siamo delle vere e proprie guardie. Altera cibo! Questo può essere importante. Abbiamo delle pastiglie di sonnifero, quindi abbiamo la possibilità di alterare il cibo, mettere... C'è un bel pesce lì dentro. Magari mettere le pastiglie di sonnifero per far addormentare qualcuno, magari le guardie, agire inosservati. Attenzione, vediamo se ci riconosce. Sì, puoi stare qui. Cerca i terroristi nella dispensa o qualunque cosa tu debba fare, solo non intralciarmi. Non ti intralcio amico Devo mio, basta che mi lasci in pace concentrarmi, che prendo sono un questo vaso e te lo spacco in testa appena continui a parlare. Ok, attenzione ragazzi, aspettiamo che il cuoco si distragga ancora un po' per mettere i sonniferi che abbiamo preso nel mangiare. Vediamo un po' che cosa succede. Vi ricordo che c'è un bel coltellino da quelle parti e che non è necessario uccidere civili come questo ragazzone che abbiamo davanti. Quindi andiamo a mettere il nostro sonnifero nella maniera adeguata, alteriamo il cibo. Me lo vedo Hitman come un vero e proprio cuoco. Prendiamo il coltello, nascondiamocelo. Benissimo, ok, possiamo andare. Vi ricordo che la guardia è entrata alla destra, quindi vediamo un po' cosa c'è qui alla nostra sinistra. Scambia coltello con radio. Non credo che può essere la mossa adatta. Attenzione. Artist. Strano. Attenzione ragazzi, Oh, ma il qualcosa cuoco di si è diverso. bevuto Forse ho la esagerato col minestra. moscato. Ci sono i sonniferi. Oddio, non è che ci sviene qui davanti. No, è qualcosa. Oh caspita, Una sfumatura. che succede? Solo nel retrogusto. È qualcos'altro. Che abbia, come si Oddio. dice, sbagliato. Non è che lo vedono le guardie. No, impossibile. Ok, devo tornare sui miei passi. Vediamo. Ma qualcuno ha abbassato le luci?
Non è che ci crepa. Neutralizzazione, meno 210, una Roma in più, addirittura abbiamo completato un obiettivo. Portiamo via questo bel ragazzone di qui e mettiamolo nella cella frigorifera. Possiamo utilizzare il suo travestimento prima di lasciarlo andare, ok? Andiamocene via, così possiamo passare inosservati magari. Ok, nella cella frigorifera può essere utile, quindi lasciamolo qui in terra, il nostro caro ragazzone, travestiamoci da lui. Bene. Vediamo un po' il nostro Hitman in tuta da cuoco. Sei travestito da chef. Hai libero accesso a qualsiasi zona del piano terra della villa. In quest'area nessuno potrà riconoscere la tua vera identità. Ma ricorda di non portare con te armi visibili, perché desteranno sospetti. Mamma mia ragazzi, abbiamo preso quindi le sembianze del nostro uomo senza ucciderlo, quindi utilizzando un metodo abbastanza utile. Non credevo che il cuoco fosse così stupido da bere all'interno della minestra, però a quanto pare lo è stato, quindi possiamo agire in tutti i campi in tutte le zone del nostro campo base, piano terra. Vediamo che intanto dove è andata la guardia, vediamo. Allora, la guardia qui non la ritroviamo più, c'è qualcosa qui, vediamo un po', forse un travestimento. Entra, possiamo entrare nell'armadio per nasconderci, benissimo. Vediamo un po' qui intorno che cosa c'è di importante. Il nostro cuoco Hitman, ragazzi, lezioni dal nostro agente 47 per una determinata cottura dei cibi nella maniera adeguata. Tutti i giorni dalle 19 alle 20, seguitelo. Puoi ripetere? Dormiva. Come si chiama? Greenborn. Confiscate gli armi e uniforme e date un calcio in culo a quel figlio di puttana. Calma con le parole. Farò in modo che passi il resto della sua carriera come guardiano notturno in un deposito di frumento nel Midwest. Che insulti, da gentiluomo. Ok, allora ragazzi, dobbiamo ragionare. Ecco la guardia la guardia. L'uomo, come lo definiamo? Il capo della sicurezza che detiene probabilmente la sua principale attività di regolatore. Ok, in pratica lui detiene la chiave magnetica che possiamo utilizzare al secondo piano, quindi allora, visto che va di solito a bere a quel determinato bancone, possiamo andare magari a conferirgli qualche determinata spezia per fargli venire un po' il capogiro e mandarlo fuori uso. Allora andiamo avanti. Ok, entriamo all'interno di questa porta, vediamo se possiamo trovare qualcosa di importante e soprattutto speriamo di non essere visti da questi stronzetti. Ok, mette le pastiglie nel caffè, attenzione a non farci vedere dai ragazzoni, adesso lo facciamo dormire nella maniera adeguata. Ok, probabilmente loro non ci riconoscono, che nel momento in cui guarderanno tutti dall'altra parte li Sei in metteremo. posizione nelle stanze della ragazza? Bene. Ok. Non fare entrare nessuno senza il mio permesso. Passo. Bene, abbiamo messo le pastiglie ragazzi, adesso dobbiamo andare immediatamente dall'altra parte e vedere un po' che reazione avrà il nostro caro amico. Come possiamo correre? Ok, benissimo, mi ricordo bene il tasto. Nascondiamoci e vediamo un po' se berrà il suo caro caffè aromatico. Vediamo un po'. Ai. Eccola. Alla mia ulcera non è piaciuta. In bagno adesso andrà probabilmente. Uomini, occhi aperti. Ho un'emergenza all'ingresso. Vediamo un po' che strada prende. Verrà di qui. Viene di qui, andiamocene via ragazzi, adesso ci nascondiamo nell'armadio e lo facciamo a pezzi con il nostro bel coltello. Ok, andiamocene via. Eccolo qui, eccolo qui. Entriamo nell'armadio. Veloce. Ti sei nascosto. Se i nemici non ti hanno visto entrare, sarai al sicuro anche se deciderai di sbirciare fuori. Eccolo che sta arrivando, guardate nella mappa ragazzi. Eccolo che arriva, adesso il nostro coltello farà il suo lavoro. Dov'è? Che sta facendo? Ah, si è addormentato, benissimo, pensavo che ce la faceva, reggeva molto di più. Ok, scheda magnetica, perfetto, trasciniamo il corpo, magari nella cella frigorifera. Chiave magnetica acquisita, abbiamo fatto ben 11.000 punti. Ok ragazzi, apriamo la porta, individua ingresso del secondo piano. Ottimo ragazzi, gioco di intelligenza, non pensavo che questo bel sonnifero potesse essere così utile. Nascondiamolo qui dentro, benissimo, nella cella frigorifera del nostro caro amico, teniamolo bello conservato. Ok, insieme al cuoco, però... Il nascondiglio è pieno. Non c'è spazio per altri corpi e non potrai nasconderti al suo interno. Ok. Il travestimento da guardia della villa ti dà libero accesso a tutte le aree interne. Considera che le altre guardie della villa scopriranno la tua identità se ti avvicini troppo. Quindi mantieniti a distanza. Ok ragazzi, ho cambiato nuovamente il travestimento e questa cosa mi piace molto, che la nostra voce narrante ci continua ad affermare a che cosa serve il travestimento, quindi abbiamo la possibilità di infiltrarci ogni volta nelle determinate aree. Allora, abbiamo acquisito la chiave, vediamo un po' se possiamo ritrovarla nel nostro inventario, probabilmente no. Ok, vediamo di affrontare adesso... Ottieni un punteggio sufficientemente alto e sbloccherai una tecnica da Vero? assassino. Wow!
Il tuo punteggio e il prossimo bonus sono indicati sul taccuino. Vediamo un po' il taccuino. Allora, punti, vediamo un po', eccolo qui. Allora, agente, 11.200 punti. Ecco qua tutto il resoconto delle nostre determinate punte, dei nostri determinati punti, la difficoltà che ci aumenta ovviamente i punti che andremo a guadagnare, la sorta di classifica generale, e possiamo sbloccare la ricompensa successiva, come potete ben notare. Allora, queste sono le sfide che sono presenti nel determinato ambito in cui stiamo agendo, e questo è il nostro inventario, come potete ben notare, la nostra chiave magnetica di una struttura elettronica che può essere utilizzata soprattutto per aprire la porta dove si ritrova la nostra cara amica Diana. Ok, vediamo un po', dobbiamo completare il checkpoint con 11.000 punti e avremo la destrezza armata. Ok, usciamo quindi da questa sezione. Speriamo di essere fortunati, ragazzi. Adesso andrò a destra, vedremo un po' di trovare la porta necessaria. Attenzione a non farci vedere dalle guardie, utilizziamo il nostro istinto soprattutto per fuggire. Attenzione, probabilmente non ci hanno visto. Benissimo, apriamo la nostra bella porta. Obiettivo completato, ingresso individuato, professionista addirittura. Sblocchiamo la porta, vediamo cosa c'è dentro. Ok, questa sarà la stanza. Destrezza armata 1 sbloccato. Benissimo, guardate però che bell'arredamento che ha la nostra cara Diana. Individua Diana, vediamo un po' dove si ritrova. Con calma, amico mio. Mi avvicino al bersaglio. Che ha detto? Ben fatto, 47. Ora ricorda, Diana se l'è cercata. Ha tradito l'agenzia, il codice, tutto ciò che rappresentiamo. È troppo pericolosa per restare in vita. Pensaci quando dovrai tirare il grilletto. Ok, a quanto pare abbiamo parlato con il nostro caro amico principale della nostra agenzia e guardate un po' il nostro furgoncino, guardate dove ci ritroviamo, abbiamo attraversato tutta questa strada attraverso quindi una zona un po' secondaria. Allora, abbiamo l'opportunità di far fuori la nostra Diana, ma questo, ragazzi, lo vedrete nell'episodio successivo. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate della tecnica che ho attuato per far fuori quindi le guardie e soprattutto il cuoco, e se voi avevate qualche altra idea per far fuori le guardie fatemi sapere, soprattutto in questo gioco che ci sono varie possibilità di far fuori le guardie o magari l'obiettivo principale. Ditemi la vostra opinione, se avevate intenzione di fare nella stessa maniera che ho fatto io, oppure non lo so, c'era qualche altro modo, magari farmelo sapere, sarà molto importante per magari nel momento in cui rigiocherò il gioco di provare quella determinata tattica. E qui è tutto, ragazzi, fatemi sapere quindi cosa ne pensate con un bel voto, magari un bel commento, ciao a tutti, ragazzi, dal nostro agente 47 da Edward Van Helgen.